Oggi dalle 15 su Rai Radio 3 un pomeriggio dedicato ai musicisti pugliesi che hanno fatto cantare e ballare l'Italia a partire dalla tradizione delle barberie salentine. Un'anticipazione con Gaetano Prisciantelli. Di Ermelinda Calzolaro, chitarrista prodigio, scrisse un giovanissimo Tonino Bello. Da alessanese appassionato di musica volle segnalarne il talento. Nell'articolo proposto a Famiglia Cristiana nel 1956 si soffermò sul padre Vincenzo che la seguiva negli studi. Non era molto prodigo non esprimeva giudizi, ma era molto contento, sì. Linda e il fratello Antonio nella sede Rai della Puglia per registrare la trasmissione Zazà di Radio 3. I suoni delle barberie salentine proposti dal vivo con Massimiliano De Marco e Dario Muci, eredi di una tradizione. Antonio ricorda la sera in cui il Teatro Petruzzelli di Bari decise di mettere in scena la versione integrale dell'Otello di Verdi. Servivano 2 mandolinisti affidabili. Si mandarono a chiamare i Calzolaro, padre e figlio. Contemporaneamente quella sera, guarda caso, lei suonava al Piccini per la fondazione, per cui fummo contenti di aver suonato alla Petruzzelli nell'Otello, no? Però ci dispiace molto e soprattutto, anzi, perché non assistemmo al suo concerto.